Sabrina Lattuca, parliamo di questa iniziativa dedicata ai libri. Oggi e domani si incontra l'offerta e la domanda con diversi autori presenti qui nella piazza centrale di Realmonte. Sì, la piazza che è un'agorà e che è la sede di scambio culturale, di incontri, di vita. Ecco, questa sera è la sede, in particolare l'agorà di Carricacina, la piazza di Carricacina, questa sera è la sede appunto dove offerta e domanda si incontrano e dove la cultura sta alla base di tutto. Noi lo diciamo sempre, Realmonte vuole crescere con la cultura e vuole viaggiare in questa lunghissima strada della bellezza a cui facciamo sempre riferimento, e dando degli strumenti ai ragazzi che sono strumenti veri, che siano strumenti veri, e lo strumento principale è senza dubbio la cultura, la lettura, la capacità di avere la curiosità e la visione, e la capacità di vedere che ci può ancora essere il bello e il buono in termini classici, e che soprattutto si può fare futuro attraverso le teste, le belle teste. Ecco, questa sera questo Festival dell'Editoria ne è un esempio. A promuoverlo è stato Luciano, che è un responsabile d'area di Realmonte nominato da me, e che diciamo, all'interno della rassegna Memoria e Patrimonio sta promuovendo il Comune di Realmonte in modo veramente intelligente. E quindi il Comune c'è, noi ci siamo per gli editori, ci siamo per i lettori, e ci siamo in un momento fondamentale dove bisogna sempre più promuovere appunto l'editoria, dove sempre più bisogna essere presenti. Beniamino Biondi, parliamo di questa iniziativa culturale qui nella piazza di Realmonte. Il sindaco di Realmonte, Sabrina Lattuca, ha voluto coinvolgermi per il coordinamento di questa iniziativa che vuole essere un vero e proprio festival della piccola editoria indipendente siciliana, con un occhio di riguardo agli editori liberi che propongono titoli interessanti che raccontano il nostro presente attraverso la memoria e il patrimonio culturale. Hanno aderito a questa iniziativa 7 editori importanti che giungono da tutte le province, c'è anche l'editore Ianieri di Pescara, che in qualche maniera racconteranno attraverso i loro libri il nostro territorio. È un'occasione importante per Realmonte, intanto per poter raccontare attraverso questa iniziativa anche delle proiezioni future in termini culturali, visto l'impegno dell'amministrazione proprio in questo settore, e perché credo di sempre più che il turismo fondato anche su elementi tratti e ricavati da libri possa rappresentare oggi un segmento importante per la crescita delle piccole comunità. Luciano Carruba, responsabile dell'area cultura del Comune di Realmonte, parliamo di questa bella iniziativa dedicata proprio all'editoria qui a Realmonte, nella piazza centrale. Sì, in continuità con un progetto, un'idea del sindaco Sabrina Lattuca del Comune di Realmonte di realizzare nel corso degli anni, con cadenza annuale, un'attività letteraria dal titolo Memoria e Patrimonio. È proprio verbo essere, proprio assegnare come la memoria sia patrimonio materiale e immateriale. E anche quest'anno abbiamo voluto, in continuità con gli anni precedenti, realizzare Memoria e Patrimonio in piazza Umberto I, quindi siamo in centro storico a Realmonte e abbiamo voluto incastrare all'interno di questa rassegna letteraria un festival dell'editoria dove 7 case editrici, abbiamo addirittura una casa editrice da Pescara che è venuta qui a Realmonte, più le altre 6 della Sicilia, hanno voluto, come dire, essere presenti in queste 2 giornate dove i loro autori sostanzialmente presenteranno quelli che sono i loro libri. Sarà un momento interessante, avremo anche degli interventi musicali a cui ringrazio chiaramente anche gli artisti che si esibiranno, quindi l'appuntamento è quello di venire a Realmonte in piazza Umberto I a partire dalle 19:30 per Memoria e Patrimonio. Il senso è ridare valore alla memoria.